tanto per cantare, dicevano, tanto per cantare. Ed è quello che ho fatto stamattina. Mi sono svegliato e ho cominciato a cantare e a suonicchiare questo flautino di legno che mi porto dietro da solo 40 anni. 40 anni, in realtà 50, non esageriamo, 50 anni che sono un suonatore di flauto, ma anche di altri strumenti, in verità vi dico anche altri strumenti. Beh, certo, in questi 50 anni l'Italia è cambiata tantissimo, forse in questi cambiamenti c'è la risposta alla vista più oculata e precisa di dove siamo arrivati. Certamente non si può negare una sorta di disumanizzazione delle umane gesta, non si può negare. Dicevo l'altro giorno, è finito il tempo della stretta di mano che certificava accordi eterni, per sempre. È così, si fa così. Questo è profondamente cambiato. Oggi viviamo la civiltà del sospetto. Ho saputo che in un centro residenziale qui vicino i condomini, lontani fra di loro in varie villette, hanno cominciato a denunciarsi l'un l'altro perché non sopportavano che uno facesse la pipì nel suo giardino. Che epoca meravigliosa! Sono tante cose che certificano una sorta di vacuità umana ed è tutto questo condensato di cose che caratterizza la realtà attuale. E qual è la realtà attuale? Indipendentemente da qualunque indicazione su questo benedetto virus che veramente, veramente nell'intimo esistenziale ce l'ha fatta a Peperini, famosa frase di livello altissimo, quando uno dice ce l'ho a Peperini deve comprendere cosa ha a Peperini, forse è un attributo che nella sostanza corrisponde sia ai maschietti che alle femminucce, ma è certamente all'interno di un mondo maschile, perché si intendono le sfericità della parte anatomica dell'uomo e quindi le donne non ce l'hanno questa sfericità, forse nei glutei che sono più pronunciati rispetto all'uomo, quindi probabilmente sono i glutei a peperino. E comunque sia, la frase importante di oggi, signori, ma seguitemi bene, è peperino, peperino che ha a che fare con il pepe forse, ma anche con il peperoncino rosso, qualcosa di molto forte che nelle lingue meridionali è meraviglioso e si dice focumeu, per non dire altre parolacce che al nord e al settentrione diventano ben altro. Sta dicendo questo qui che sono io, credo almeno di essere io, che sono stati questi 50 anni di storia che ci hanno portato nella deflagrazione di questa disumanità sconvolgente. E in tutto questo chi è che paga per primo questa realtà? È sempre loro, i piccini, i bambini, perché per dare così una piccola notizia strutturale della realtà organica di un bambino è che fino a 12 anni loro non usano la mente, usano soltanto una parte che si chiama istinto, che poi potrebbe essere catalogato in tante altre forme, però parliamo dell'istinto per essere semplici e chiari. E dietro questo istinto ci sono parole apparentemente altisonanti come libertà, bisogno di autostima, desiderio febbrile del gioco, il sorriso, ma essendo istinto anche il digrigno, il calcio, lo sputo, perché questo è un bambino, una realtà magica, come è magica la vita, perché non esistono le magie, signori, ne esiste una sola, è la magia della vita.
E qual è questa magia della vita? La capacità di stare sulla cresta di un'onda e non cadere mai. E i bambini sono questo, sono sempre sulla crosta dell'onda perché vivono il presente. Il problema è il passato e il futuro. E la maggior parte degli uomini vive nel passato, nell'angoscia di questo passato. E il futuro produce ansia. Ma se ci pensate, il passato non esiste più, avrebbe dovuto servire a farci comprendere tante cose. E il futuro non esiste perché è domani, dopodomani. Quindi come fai a certificare un'emozione rispetto a qualcosa che non esiste? La soluzione è il presente. Carpe diem, diceva qualcuno. Io oserei dire carpe il secondo, l'attimo fuggente. Ci hanno fatto anche un film, Le ali della libertà. Ed è questo presente assente che obnubila le capacità di visione reale di come stanno le cose. Cosa sto dicendo? Quello che sto dicendo. E i bambini sono sempre nella sfera storica di un cambiamento epocale che stiamo vivendo e che in questo momento non induce al sorriso, ma staremo a vedere. E non ho altro da dire, anche perché non voglio annoiare nessuno, anche se forse qualche riflessione in più su queste piccole cose che dico andrebbe fatta. Questi 50 anni hanno veramente cambiato le cose e lo vediamo, si vede bene, si sente, si odora, si ascolta, si percepisce e percepire è una delle cose più importanti che possiedono tutti gli uomini. Percepire, sentire, ma questo sentire è talmente veloce che noi non riusciamo a vederlo. Per cui, alleluia, il mio auspicio di oggi è la cresta dell'onda. Ragazzi, è meraviglioso vivere il presente, perché il domani non esiste, e neanche il passato. E come sempre, a domani.